ovviamente la campana è frenata alla fine della suonata. Ed ecco questo bel suono ripreso dalla torre campanaria della chiesa di come si chiama questo? San Giorgio di Pesaro. San Giorgio di Pesaro, in occasione della festa patronale. Della festa del crocifisso. Ah, ecco, è la festa del crocifisso, mi sbaglio ovviamente. Grazie di cuore al campanaro, com'è che ti chiami? Sofì Marino. Marino? Marino. Marino, grazie al signor Marino che mi ha fatto salire così simpaticamente sul campanile. Un saluto a tutti da Campanaro 67 che oggi si è recato quasi di sorpresa a San Giorgio di Pesaro per la festa del crocifisso. Abbiamo visto queste 4 belle campane che adesso, se c'ho un attimo di tempo, riusciamo a vedere le varie fusioni, che ovviamente ai campanari vogliono sapere le fusioni e in effetti non c'è poco da dire. Allora, la campana maggiore, eccola qui, è quella che abbiamo sentito volare alta, è una De Poli e infatti c'è scritto Fonderia De Poli. Non si riesce a vedere bene su questa cipicchia di videocamera, comunque eccola qui, Fonderie De Poli, Vittorio Veneto, Treviso, Italia. E non so l'anno, adesso bisognerebbe vedere l'anno dove ce l'ha scritto. Vediamo dall'altra parte? Proviamoci. Allora, se c'è sto scritto di qua, forse... Esatto. Eccola qua. Allora, la parrocchia di San Giorgio di Pesaro, al suo patrono San Giorgio Martire, ottobre 1989. Bene. Quest'altra invece, la seconda, anche questa è una De Poli, dovrebbe essere una De Poli anche questa, ma non riesco a... Vediamo se la riusciamo a vedere se è una De Poli o meno. È un po' più vecchia, sì. Adesso vediamo appunto se la seconda sarà ugualmente una De Poli anche questa. Oh, ah, eccola. Allora, concerto di 4 campane, inaugurato nell'ottobre 1915, Pievano di Romolo Paolucci Priore, Rocco Carloni, però non si riesce a vedere da che ditta è stata fusa, neanche. Comunque è del 1915, ecco, 1915, quindi probabilmente forse è stata una campana aggiunta in seguito, quindi la prima, perché questa... Mentre la prima è dell'89, come abbiamo visto, questa è del 15. E la stessa roba allora dovrebbero essere queste. Ah, c'è il nostro amico che sta, vuoi una mano? A tirare, ecco capo, ok, perfetto. Questo accrocco serviva appunto, come mi ha detto il campanaro, per suonare le campane a mano. Deve essere come quella lì. Esatto, probabilmente è la stessa. Questa allora, è la stessa di questa qua. Ecco, allora la quartina, ecco, la quartina è la stessa fonderia appunto della prima, è del ottobre 1989, mentre la seconda, questa è la terza, ecco, è ugualmente una De Poli. Questo c'è scritto che è ugualmente una De Poli. Deve essere l'anno di quello di prima. E l'anno sicuramente, probabilmente qui non si riesce a vedere, ma sicuramente sta dall'altra parte, è un po' un problema andare a finirla dietro. Comunque potrebbe essere sicuramente del 1915 come... Perché questa è la stessa. Esatto. Questa l'hanno fatto dell'89. Allora, ecco, come mi sta dicendo il carissimo campanaro qui, che già mi sono dimenticato il nome, figuratevi, Marino, mi ha detto appunto che sia la seconda che la terza sono del 1915, mentre la quartina e la campana maggiore sono del 1989, quindi è un concerto di 4 campane e ora sentiamo le varie note. Questa è la quartina, questa è la terza, vedi come si intonano perfettamente, questa è la seconda, e questa l'abbiamo sentita prima al volo, eccole qua, è la più grande. Un grazie di cuore al nostro Marino, saluti a voi tutti da Campanaro 67, questa sorpresa proprio ci voleva. Grazie tante signor Marino, grazie veramente per la gratitudine e per la cortesia che mi ha fatto, grazie, un saluto. E questa è la semplice chiesa di San Giorgio, ovviamente alla fine del
della ripresa a sorpresa dalla cella campanaria del campanile. Queste alcune riprese, l'interno ovviamente è molto semplice, ma ci torneremo per fare altre suonate. Questo è il lato facciata, è il lato prima e terza, questo è il lato ovest, dove c'è lato campana maggiore e terza, e ovviamente un piccolissimo quadrantino, l'orologetto, eccolo qui, che segna le 5:41. Eccoci qua. Per il momento da San Giorgio di Pesaro è tutto. Un altro grosso saluto da Campanaro 67, che tornerà qui sicuramente per altre suonate. Arrivederci a tutti, ciao ciao.